Ma veramente le cose impossible in questo paese ne sono veramente tante. E amici miei, di cose impossible, ecco, vorrei parlarne proprio a voi che già, se non mi sbaglio, siete un po' tutti milanesi, no? Un po' tutti, qualcuno è di Milano, qualcuno no. Io vorrei proprio affrontare il discorso proprio case da affittare a Milano, che è un discorso che veramente mi sembra non difficile, impossible. Tu vai a vedere questi appartamenti, sono belli, ho visto uno bello gigante, 35 metri quadri, super panoramicissimo, con vista da oblò. Vedi questo appartamento ed è bello, perché c'ha l'angolo cottura, c'ha l'angolo studio, c'ha l'angolo lavanderia, c'ha l'angolo notte. Poi chiedi, scusa, ma quanto viene a costare? 3.000 euro. 3.000 euro! Ma toglimi un po' una curiosità, io non mi trovo. Questa è una casa di angoli e tu a me mi vuoi fare un mazzo quadrato. E allora non mi trovo. È tutto impossibile. È impossibile ormai vedere in TV delle trasmissioni che non siano di cucina. Si parla solo di cucina. Ormai si fanno tutte queste trasmissioni, ma è assurdo. Siamo convinti ormai, vedendo queste trasmissioni, che tutti sappiamo cucinare. Non è possibile. Vogliamo fare la cucina gourmet a casa. Non è possibile. Mia mamma, che era abituata a fare delle porzioni per 14 persone, ne eravamo 2. Adesso si presenta con queste pietanze che sono gourmet, delle pietanze piccolissime. Tu vedi che ti porta un vitello tonnato, lo vedi nel piatto, non lo trovi. Tu cerchi il vitello tonnato, non lo trovi. Chiedi a tuo padre, alle persone che stanno in giro, se hanno visto sto vitello tonnato. Non c'è il vitello tonnato. Tua mamma ti dice, guarda, sta là dentro, e trovi un medaglione così. Dico, mamma, guarda, questo vitello sarà pure tonnato, ma se ne è fuiuto un'altra volta. Non lo vedo più nel piatto. È tutto cambiato. È impossibile immaginare come possa essere questo paese nel futuro. Come possiamo immaginare? Naturalmente ci saranno i robot, perché ormai i robot sono dappertutto. Questo dobbiamo capire noi. I robot ormai stanno nelle fabbriche. I robot ormai fanno delle operazioni al posto dei medici. I robot stanno scrivendo film, stanno scrivendo canzoni. Voi vi immaginate Sanremo presentato da un robot? Sarebbe bellissimo. Tu vedi, al posto di Amadeus c'è Siri che presenta e dice di Samsung, Apple, Microsoft, dirige il maestro Robocop, canta Alexa. Questo è quello che succederà. Grazie di cuore, grazie.